E adesso, Signore, veramente fa che noi ascoltiamo ciò che i bambini ci vogliono dire, perché tu hai detto che avresti parlato attraverso la bocca dei lattanti e noi, Signore, vogliamo ascoltare, essere noi bambini per ascoltare i loro bambini che sono grandi. Noi ci vogliamo fare piccoli, Signore, perché vogliamo ascoltare Te attraverso la loro bocca, Signore. Aiutaci veramente, Signore, aiuta tutti noi, aiuta questi bambini a crescere, Signore, secondo il Tuo amore, secondo la Tua presenza, secondo la Tua pienezza. Vogliamo veramente, Signore, che ci sia una nuova generazione che dia lode a Te, Signore, una generazione di vittoriosi e non di perdenti, ma di vittoriosi per dare gloria a Te, Signore. In mezzo alle strade, in mezzo alle genghe, Signore, dovunque si trovino, Signore, che inizino fin da adesso, Signore, ad evangelizzare il Tuo nome, a innalzare il Tuo nome fra le genti, Signore, perché Tu sei il Signore e Tu devi essere adorato e Tu devi essere glorificato. E per questo io Ti lodo, Signore, e Ti ringrazio. Grazie. Sono Giuseppe e sono catechista dei bambini. Dei bambini responsabili. Sono lui, l'importante questa cosa. Ognuno di noi darà una sua testimonianza. Io voglio iniziare Flash. Io inizio con la mia e voglio dirvi che sono venuto al Signore grazie a mia moglie. Io prima non posso dire che venivo dal cattolicesimo dove ci sono i miei genitori, perché io credevo che ero io pensavo che Dio era inferiore a me. È duro da ammetterlo ora perché ora so che cosa sto dicendo, però era un pensiero che avevo, quindi mi sentivo superiore a tutti e quindi anche a Dio stesso. E grazie a mia moglie che me l'ha presentato, poi grazie, ha combattuto moltissimo, grazie alla comunità che mollica dopo mollica, perché vi racconto una cosa: quando andavo all'inizio lo scopo mio era per andare a prendere lei, entravo, mi mettevo sul divano, mi addormentavo, cioè non avevo neanche voglia di sentire che cosa avevano da dire, però non so, forse anche durante il sonno andavo sempre mangiando, qualcosa mi entrava dentro. E ora posso dire che ho trovato una cosa magnifica. Il Signore ci ha lasciato due vie, con Lui o senza di Lui. Io ho provato cosa significa senza di Lui e sto provando tuttora cosa è essere con Lui. E vi garantisco che già è su quella strada là, di rimanere là, perché di andare a provare l'altra non ne vale la pena. Ora faccio parlare mia moglie per un po'. Posso dire che quasi mi ha superato. Niente, io ho sempre saputo di avere un padre celeste, però anche grazie alla comunità ho scoperto di avere un amico. E veramente io mi aggrappo a lui, ho fiducia in lui in tutto quello che faccio, perché lui mi consiglia sempre bene, non sono rimasta mai delusa, e quindi consiglio veramente a tutti veramente di trovare questa amicizia con lui, che lui veramente non ci deluderà mai, perché nel mondo purtroppo tra le amicizie, anche in famiglia stesso, possiamo avere sempre delusioni, però lui non ci deluderà mai, e questo l'ho scoperto e lo voglio manifestare. Gloria a Gesù. Amen.